Ragazzi, stamattina mi trovo a lungomare a Taranto, ho lasciato mia figlia per una gita scolastica, qua sta la mia Yaris e come vedete non è che è messa proprio bene, però da quando sono rientrata da Napoli, non lo voglio dire, ma non mi ha fatto ancora incidente, la situazione è ancora sotto controllo. Però voglio, quando stamattina siamo usciti dal portone e mia figlia si sentivano già l'ambulanza che scendevano pronto soccorso, ormai è tutto in automatico, si tengono pronti per qualsiasi avvenimento, per qualsiasi eventualità. Vi voglio raccontare che vabbè, il mio rientro da Napoli è stato come sempre un po' traumatizzante, ma perché quando torni da Napoli ti prende un po' apocondria, no? Apocondria, vabbè, per chi non è napoletano ve lo spiego cos'è, è una nostalgia profonda, è una nostalgia, quasi una sofferenza, quando quando lasci qualcosa che tieni nel cuore. Ehm, Vabbè, la cosa più spiacevole al mio rientro è stato trovare praticamente un accampamento di piccioni sul mio balcone. Praticamente questi hanno fatto le uova nelle fioriere delle piante. Praticamente è una cosa scioccante. Io però lo sapete come sono fatta. Io ci ho parlato con i piccioni, ci ho parlato chiaro, ho detto, beh, ma come siete messi in capo? Ma vi rendete conto che cosa avete combinato? Avete approfittato della mia assenza per combinare tutto questo casino. Non solo avete fatto una festa di fidanzamento, ma avete fatto pure un matrimonio. Mo vi dovete prendere le vostre responsabilità e a poco mi dava pure l'affitto, che avete capito? Ragazzi, comunque una soluzione si trova sempre. Infatti abbiamo fatto una riunione di famiglia e vabbè, in qualche modo troveremo il modo di affrontare anche questa cosa. E niente, vabbè, al massimo allargheremo un po' la famiglia. Ecco qua, ecco tutto. Ragazzi, comunque iscrivetevi, mi raccomando. Come dico sempre, non me lasciate sola. Eh, Niente, vi saluto da questo posto bellissimo. Oggi è una giornata splendida e come dico sempre io, mi raccomando, qualsiasi cosa succede nella vita, voglio, dite sempre le cose come stanno, non vi tenete niente dentro, non vi tenete i rospi all'interno, mi raccomando. Quando ce vo, ragazzi, restate connessi, mi raccomando, ciao.